Pronti? 1, 2, 3. È invece incerto Naldo Benal, mentre parte molto bene Tildemati e Udet Jet va subito al suo esterno, mentre c'è l'errore di Naldo Benal. Terza posizione Zilat Jet, mentre Sympathy Trio cerca di superare Urbi e Torbi. Numero 2 Naldo Benal squalificato. Zilat, mentre è squalificato Naldo Benal. Intanto 16-1 per i 200 iniziali, con Udet Jet leader nei confronti di Tildemati. 400 che vengono completati ora in 31,4. Terza posizione per il favorito Zilat Jet, che ora prende la via del largo. Lo segue Sympathy Trio. Zilat Jet, una volta messo sulle gambe, avanza con decisione su Udet Jet. 600 iniziali intanto in 48,3. Zilat Jet approfitta del rallentamento. Sympathy Trio si è rimesso alla corda e Zilat Jet ottiene strada. E dopo 800 metri è leader e completa in 1,3 i primi 800 di gara. Sympathy Trio si è accodato invece in quarta posizione. Tildemati segue in terza. Situazione tattica ora che non cambia, dopo i primi 8 in 1,3 si sono tutti incolonnati in fila indiana. 1,18,4 per il chilometro, stiamo per arrivare alla metà gara con Zilat Jet che ha preso decisamente il comando delle operazioni dopo una partenza un po' incerta anche per via del numero. Nessuno sposta all'esterno, c'è stato un 15,2 qui, ma siamo soltanto a metà gara, anzi poco dopo. E ora Zilat Jet sempre in vantaggio su Udet Jet, terza posizione per Tildemati. Sympathy Trio rimane alla corda, ora c'è da spostare. In coda rimane Urbi e Torbi Jet. Tanto il parziale davanti alle tribune in 14,8, comincia ad accelerare ora il leader. Udet Jet si mantiene in seconda posizione, Tildemati a seguire, poi Sympathy Trio. Urbi e Torbi Jet, siamo ora a poco più di 600 dalla conclusione, con Zilat Jet nettamente in vantaggio, prende margine, un 15,2 di parziale, ma gli altri non seguono l'andatura. Tildemati ora avanza all'esterno, supera Udet Jet, si trascina Sympathy Trio. Cavalli ormai a 400 dalla conclusione con Zilat Jet in testa, affronta nettamente al comando la curva finale. Tildemati in seconda posizione, poi Sympathy Trio. Zilat in vantaggio al completamento della piegata, inseguito da Tildemati e Sympathy Trio. Zilat Jet entra nettamente in testa in addirittura d'arrivo e la lotta sembra soltanto per le piazze, perché Zilat Jet ha allungato e chiuso la corsa già da tempo. Vince nettamente Zilat Jet per il triplo di Cesare Ferranti. Per il secondo finiscono in linea all'esterno Tildemati e all'interno Sympathy Trio, in un arrivo da rivedere sicuramente. Triplo di Cesare Ferranti, 3 corse, 3 vittorie. Ancora per Matteo Restelli, quindi doppio per Matteo Restelli, e Zilat Jet ritrova la via del successo oggi senza errori. Ha dimostrato di essere decisamente superiore, mentre la lotta per il secondo posto vede sulla stessa linea, ma probabilmente ancora seconda, Tildemati su Sympathy Trio, anche se l'arrivo è davvero stretto. Foto quindi per il secondo posto, vittoria per Zilat Jet e triplo per Cesare Ferranti.